Venezia tutta d'oro e d'argento, bagliori ancora più fiammeggianti in quest'estate dal respiro africano, calda come non mai. Mi aspetto di vedere Venezia illuminata dai fuochi ancora nella sua bellezza, ancora di più, vedere Venezia all'ennesima potenza della sua bellezza. Così, prigionieri e vittima dell'ipnotica calura, guardiamo con speranza all'avvento del Redentore che da 445 anni, ineffabile e immoto, convoglia fede religiosa e paganesimo, amore per la città e rito sociale, preghiera e crapula. La storia ci consegna la Basilica del Santissimo Redentore nel 1592, eretta per grazia ricevuta dopo la sconfitta della terribile pestilenza di qualche anno prima, che causò la morte di 50.000 persone, quasi un veneziano su 3. Non si badò a spese per esprimere la gratitudine del ritorno alla vita, tant'è che il Senato veneziano volle chiamare il miglior architetto sulla piazza, e cioè Andrea Palladio, autore della magnifica chiesa dedicata al Redentore. Sempre in segno di ringraziamento, si fece voto di celebrare la ricorrenza ogni anno con una processione, per dare ai fedeli veneziani la possibilità di arrivare a piedi alla Giudecca. Venne appositamente allestito per l'occasione un ponte di barche, un percorso galleggiante temporaneo formato oggi da una struttura modulare in legno e acciaio che con i suoi 334 metri di lunghezza lega saldamente le fondamenta delle Zattere e la Basilica del Cristo Redentore sull'isola della Giudecca, due estremità della città di Venezia solitamente divise dall'acqua della laguna. È 445 anni che Venezia è collegata alla Giudecca, alla nostra chiesa del Redentore, con questo ponte. Il ponte è un simbolo ricco di significati, parla di dialogo, di pace, di riconciliazione, cosa di cui abbiamo estremamente bisogno in questi giorni. Noi frati siamo molto felici di accogliere i pellegrini, i turisti anche quest'anno. È un anno di riscatto, sentiamo molta serenità, molta voglia di stare insieme con le famiglie, con gli amici, siamo molto felici di questo. Oltre a questo c'è l'impegno quest'anno, un impegno per la pace. C'è una cosa interessante, il Palladio pensò il crocifisso scuro perché la pestilenza era stata assunta su di lui, per cui la chiesa era diventata chiara bianca. Così anche pensiamo che sia così anche quest'anno per gli operatori di pace. Tutti quanti quelli che si stanno impegnando per la pace fanno fatica, forse si incupiscono la mente e il cuore per le frustrazioni, ma sono benedetti dal Signore per tutte le fatiche che fanno. Affettuosamente chiamato anche festa famosissima, il Redentore è una delle ricorrenze più sentite dai veneziani e grazie alla sua spettacolarità col tempo è diventato noto in tutto il mondo. La celebrazione cade il sabato precedente alla terza domenica del mese di luglio. Uno spettacolo nello spettacolo è l'umanità assiepata nelle rive e sulle barche per il rito collettivo della cena che precede il mirabolante scoppio dei fuochi d'artificio. Gomito a gomito veneziani e foresti esorcizzano le preoccupazioni a suon di bigoli e bovoletti. Ciucciando proprio, però chiaramente per darsi un po' di contegno mangiamo con un stecchino. Per fare una bella figura, insomma, se no veramente. Però andiamo a mangiare in realtà così. Si va a ciucciare e va a mangiare. Giusto? Noi siamo venuti qua in barca da Pellestrina e niente, per me è la prima festa del Redentore. Come ogni anno qua ci ripresentiamo con le nostre imbarcazioni tipiche. Qui vedete ci sono barche caorline e Battea, questa qua, e sono barche tipiche nostre con cui partecipiamo ogni anno alla Festa del Redentore. La Festa del Redentore per noi è la festa principale e è l'occasione anche per ritrovarci e mangiare i piatti tipici veneziani
I piatti abbiamo sardine saor, prosecco che ovviamente accompagna tutte le pietanze, abbiamo del pasticcio, abbiamo delle lasagne fatte con ragù, un po' di tutto, i boetti e tanta compagnia, tanta amicizia, tanta felicità. La granseola, il tonno crudo, il baccalà mantecato, gli scampi crudi, i canestrelli in umido, i gambaroni in saor, le alici marinate e brandino e orata con patate. Tanta passione, non è il mio lavoro, però mi piace. Qui stiamo preparando il risotto con... Alla pescatora, quindi abbiamo la base di porro, il soffritto di porro e poi dopo abbiamo le seppie e i calamari. Poi si fa il riso e poi alla fine le cozze e le vongole. Questo risotto ha vinto dei premi e Roberto ha vinto il premio della cucina italiana per questo risotto. Quando mettiamo il riso sarà molto faticoso girarlo perché bisogna girarlo continuamente e siccome ci sono 7 kg di riso usiamo un remo perché se avessimo una penta più grossa potremmo farlo con 2 remi perché è veramente faticoso girarlo. Questi qua sono bigoli in salsa, un piatto tipico veneziano, soprattutto per la festa del Redentore, che è una festa assolutamente assolutamente veneziana. Sì, è tutto qui, insomma. Bigoli in salsa. Sono una studentessa universitaria, tutti siamo studenti universitari e niente, siamo contenti di essere qua. Ci stiamo divertendo, stiamo bevendo un sacco di spritz e niente, cioè ci sta, no? Il Redentore si festeggia la festa, no? Giusto? Stiamo festeggiando oggi la nostra laurea insieme, dopo 5 anni di convivenza, qui allo studentato Jan Palach. E sono 5 anni che viviamo a Venezia, sono tutti gli anni che festeggiamo il Redentore e quest'anno finalmente anche la laurea. In realtà il Redentore è un momento molto importante per noi perché è soprattutto la fine dell'anno, ma è anche un momento dove tutti quanti ci uniamo, ognuno prepara nel nostro caso qualcosa da mangiare ed è bello anche condividere. Quest'anno sarà il nostro ultimo Redentore, ma il più bello perché lo facciamo da laureati. Io sono nata al giorno del Redentore 27 anni fa, quindi sono molto felice di essere qui. Ci siamo ogni anno, cioè ci mettiamo qui con le tavole e ci piace stare insieme. Ci sono amici storici più altri che ogni anno ci vengono a trovare. Quest'anno abbiamo degli amici canadesi da Toronto, sono Lise e Mahmood e quindi siamo molto felici che loro siano venuti a trovarci per questa festa. Ognuno ha portato qualcosa e quindi abbiamo contribuito a riempire la tavolata e ognuno si è cimentato come le vecchie maniere naturalmente a cucinare da brave donne casalinghe, insomma, tra lavoro e casalingo, ecco. C'è un insieme di tanti amici e quindi di tante regioni. C'è il Lazio, Campania, la Sicilia, c'è Bologna, tanti ed è proprio festa. Redentore è così, è famiglia, il riunire il tutto, davvero. Vengo da Pompei e questa festa è bellissima, veramente bella, complimenti. È il terzo anno e rimango ogni volta entusiasta, è una magia, veramente una magia. Filippini Giudichini, quanti anni è che qui a Venezia? Ma 42 anni che sono qua, sempre Venezia, sì. Al nostro cibo c'è la barbecue, al nostro cibo. Cos'è la barbecue? Salata, cos'è il riso cantonese, barbecue, sì, poi c'è tante cose, arriva un altro così. C'è anche spritz! Italiano. La festa di Venezia, la nostra festa. Ovviamente per festeggiare con tutti i veneziani di sangue puro veneto veneziani con i permessi del nostro amato sindaco. E sono felicissima di poter festeggiare nuovamente il Redentore come una volta, quindi viva Venezia e viva il Redentore! È favolosa
è una grande festa con tutta la gente e la tradizione veneziana, i bovoletti, è meravigliosa. Qua Redentore è bellissimo a Venezia, baccalà, mantecato, insomma la tradizione, andiamo avanti, perché è una tradizione che deve sempre andare avanti, tenere viva Venezia e i veneziani e tutti quelli che amano Venezia. La partecipazione al Redentore 2022 è avvenuta tramite prenotazione sia per le postazioni in acqua che a terra, una modalità ormai acquisita. La prenotazione è andata bene, cioè la sicurezza è stata eccellente. Mi è sembrata molto snella, veloce, nessun problema, ha funzionato e così si può organizzare meglio, penso che sia stata una buona iniziativa. Diciamo la prenotazione è andata abbastanza bene, veloce, se serve a avere un'organizzazione migliore, più sicurezza, va bene. Sono 30 anni che veniamo sempre qua, ma abbiamo prenotato subito e ci danno sempre il nostro posto preferito, vicino ai nostri amici qua dei sud. Minuti di luci, suoni e colori sfavillanti per la notte famosissima, uno spettacolo che ha tenuto col naso all'insù 100.000 persone, con un fronte pirotecnico di oltre 420 metri nel canale della Giudecca, gestito da 20 addetti specializzati. Alle 23:30 in punto il cielo di Venezia si è illuminato col primo botto, cui sono seguiti altri 6.500 lanci. Lo spettacolo pirotecnico di quest'anno ha avuto una durata di circa 40 minuti, vi è stato all'inizio un omaggio alla situazione mondiale, un messaggio di pace che parte da Venezia, con la scritta Venezia, con la scritta Odessa, vi ricordo che le due città si sono gemellate in occasione della Sensa, e un messaggio di pace con una scritta. Questo messaggio è stato apprezzato dal pubblico veneziano, abbiamo sentito vari momenti di applausi, ma ovviamente il gran finale dei fuochi Redentore è stato una grande accensione di tutto il bacino di San Marco. Bellissimo Redentore, finalmente praticamente in normalità, anche se abbiamo tenuto delle buone misure di sicurezza. È stato uno spettacolo pirotecnico bellissimo di quasi 50 minuti, tantissima gente, tantissime barche, e finalmente questa festa dei veneziani è ritornata alla normalità. All'unisono con i fuochi in laguna, anche in terraferma è stato offerto uno spettacolo fantasmagorico per un Redentore diffuso all'insegna delle città in festa. Si riparte con le feste in tutto il territorio, ricominciamo da Pellestrina, Favaro, Malcontenta, Asseggiano, Marghera e ricominciamo con i spettacoli pirotecnici. Le persone hanno voglia di stare insieme e dopo la sosta degli anni Covid ci ritroviamo tutti in compagnia. L'augurio è di passare una buona serata del Redentore e da non dimenticare, come ha detto il nostro patriarca, quelle che sono le emergenze e l'impegno e la responsabilità che abbiamo tutti noi nei confronti della società, perché ognuno di noi è responsabile. Nella parte iniziale dello show, oltre al tricolore italiano e al giallo oro veneziano, hanno trovato posto anche riferimenti all'attualità, quando il bacino di San Marco si è illuminato dei colori dell'Ucraina, un chiaro omaggio che la città lagunare ha voluto dedicare ad Odessa, con cui è gemellata dal 29 maggio di quest'anno, un emozionante messaggio di pace.
Quest'anno la festa del Redentore è soprattutto orientata a chiedere il bene grande della pace, dove gli uomini falliscono, dove gli uomini non riescono. Chiediamo proprio un aiuto particolare al Redentore che riesce a trovare la pace non evitando le situazioni conflittuali ma ricomponendole. Questo credo che sia la grande pace di cui abbiamo bisogno, cioè una pace che si misura sulla giustizia, sui diritti dei popoli, sul riconoscere chi aggredisce e chi è aggredito e nello stesso tempo trovando delle soluzioni perché le armi non possono continuare a crepitare e soprattutto a sopprimere interi territori che poi dovranno essere ricostruiti e si ricostruiranno, ma gli uomini, i bambini, i civili, i militari che sono morti, moriranno, questi non potranno essere più ridati a questo momento storico e quindi chiediamo con forza la pace come il bene fondamentale da cui poi nasce ogni altro bene, si rigenera ogni altro tipo di bene. L'evento, organizzato da Vela, società in house del Comune di Venezia, ha richiesto un importante sforzo organizzativo per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico, la mobilità delle persone e la pulizia della città. Oltre 3.600 barche per 28.000 persone in acqua, più 42.000 posti sulle rive contingentate che hanno registrato il tutto esaurito. A questi si aggiungono diverse migliaia tra affacci da palazzi e da plateatici, nonché dalle persone che hanno assistito da altri posti, per un totale di 100.000 spettatori. Lo spettacolo pirotecnico è appena finito qui in Bacino di San Marco. Oltre 100.000 persone hanno assistito lungo le rive, avevamo circa 3.600 imbarcazioni registrate per circa 28.000 persone sulle barche, 42.000 persone sulle aree contingentate per un totale 70.000 e poi quantifichiamo in circa altre 30.000 persone tra gli ospiti che avevamo lungo i palazzi e gli alberghi, lungo le rive, lungo i plateatici e in tutte quelle aree fuori dal contingentamento come Sant'Elena, il Lido di Venezia e altre aree della città. La macchina organizzativa ha funzionato con la collaborazione di tutti, innanzitutto di chi è venuto a vedere il Redentore, che ha seguito le regole organizzative con le modalità di accesso sia in afflusso che in deflusso, ma soprattutto la collaborazione di tutte le forze dell'ordine, a cominciare dalla polizia locale e poi da tutte le forze dell'ordine coordinate dalla questura per quanto riguarda a terra e per quanto riguarda l'acqua dalla Capitaneria di Porto. Ovviamente un importante piano sanitario, un importante intervento della protezione civile e adesso un'operazione per gestire il deflusso attraverso il potenziamento delle linee di navigazione e di autobus e con gli operatori di Veritas per la pronta pulizia della città. Una serata meravigliosa, organizzazione perfetta, ovviamente una grande macchina organizzativa. Un grande ringraziamento a tutte le persone che hanno reso possibile questa serata, dalle forze dell'ordine alla protezione civile, agli steward, a Vela e tutti i cittadini che hanno saputo godersela con gioia e con responsabilità. Grazie davvero. Il Redentore si è confermato ancora una volta una festa che ha la capacità di mantenere le sue tradizioni ma al tempo stesso offrirci emozioni sempre nuove. Ricordo che il massimo impegno è stato dato da tutti noi perché si svolgesse tutto nella massima sicurezza. Quindi un grandissimo Redentore dopo un periodo difficile. A tutti gli operatori coinvolti è andata la riconoscenza del sindaco Luigi Brugnaro, che già nel corso dell'intervento di apertura del ponte votivo aveva detto grazie a tutte le persone che si sono dedicate con impegno e passione all'organizzazione di questo Redentore in una Venezia aperta sempre a nuove sfide. La guardia è sempre alta, comunque anche quest'anno abbiamo organizzato una manifestazione importante di decine di migliaia di persone, tutto su prenotazione. Per cui insomma la macchina sta funzionando, molto complessa, però
la pandemia ci ha aiutato a prevedere e a far prenotare i luoghi anche di una città, perché sarà il primo esempio al mondo di città prenotabile. Però mi sembra che le cose stiano funzionando, insomma. Speriamo che la pandemia ci abbandoni, insomma, e soprattutto che ci sia la pace in Ucraina, perché poi vedete i contraccolpi anche col governo italiano, insomma. Le preoccupazioni sono davvero moltissime, però noi comunque ci affidiamo al Signore, alla nostra tradizione, al Redentore, e crediamo che insomma, una serata di festa, di gioia, con i fuochi d'artificio faccia comunque bene al cuore di tutti quanti, insomma, per cui teniamo duro, dobbiamo farcela a prescindere. Venezia è un modello di sostenibilità, è un modello di resilienza, è un modello di sopravvivenza. Una città così straordinaria ma anche così difficile da vivere, ma sempre è stato nei secoli. L'intelligenza dei veneziani a produrre questo modello di città in cui è bello vivere, è utile vivere, è profittevole vivere. Venezia deve non solo tornare così, ma deve dare l'esempio a tutto il mondo. Capitale mondiale della sostenibilità, o anche quello che io dico sempre, la più antica città del futuro. Io sono un laico e per me la redenzione è stare dalla parte della gente, stare dalla parte di chi ha bisogno, fare bene il proprio lavoro, il proprio mestiere, fare bene il proprio servizio alla comunità. Ecco, per me questa è la redenzione. E anche quest'anno uno degli eventi più seguiti dai veneziani nell'ambito delle celebrazioni per la festa del Redentore è stata la regata nel bacino della Giudecca. Lo spettacolo non è mancato, con ben 3 gare in programma che hanno regalato grande agonismo e suspense. Le regate sicuramente è un momento di grande aggregazione, di popolo, dei tifosi, ma non solo, anche degli ospiti della città che magari capitano anche in modo occasionale, ma con una grande fortuna entrano proprio in quello che è il cuore battente della città, no? Quindi i tifosi che seguono i propri beniamini ai remi in una regata addirittura di gondole, le gondole che solitamente tutti conoscono nere, in realtà le vediamo colorate, sono le gondole quelle vere, la gondola quella tradizionalmente del turista è nera, ma è l'unica nera, tutte le altre gondole sono colorate. E oggi abbiamo visto i leader, cioè quelli che praticamente sono l'elite del mondo della voga. Abbiamo visto all'inizio la regata dedicata ai giovani ed è una regata importantissima perché ogni qualvolta partono dal Cordino 9 imbarcazioni che sono entrate attraverso le eliminatorie per fare la regata ai giovani, quello è il segno che noi stiamo continuando, o meglio è la garanzia del domani, no? Che i gufi vorrebbero finire tutto, invece no, noi la dimostriamo a garanzia addirittura sull'acqua. Poi la Serie B della voga sempre su pupparini a 2 remi e poi il vertice, l'agonismo, il massimo, i più forti, i più veloci, i più capaci, i più intelligenti nell'arte, perché è un'arte che è quello della voga alla veneta. E oggi abbiamo visto sicuramente una regata proprio sul filo di lana a livello agonistico, dove fino all'ultimo momento non si sapeva chi entrava nel podio della voga. Veniamo da Treporti, è stata una regata dura su questo specchio d'acqua, tante onde, però dai, ce l'abbiamo fatta e questo è l'importante. Adesso testa a Pellestrina e alla Storica, che è una regata molto importante alla quale noi due ci teniamo parecchio, visto l'anno scorso siamo arrivati fuori bandiera, quest'anno visto siamo i favoriti vogliamo cercare di portare avanti questa serie di vittorie, insomma. Volevo fare 2 dediche. Una ai miei 2 fratelli, principalmente al piccolino che sta aspirando anche lui a diventare un regattante, e alla mamma della mia ragazza che è scomparsa l'altro giorno. È stata una regata dura, però sono molto contento.
anche per tutti i numerosi sacrifici che stiamo facendo. È stata un po' dura perché ci siamo trovati indietro dopo le corsie. Siamo stati sotto riva, forse un vento un po' ci ha favorito e siamo riusciti a girare il palo per primi. E poi lui è stato bravo che fino all'arrivo ha tenuto, insomma. Grazie a tutti che sono venuti a vedere la regata e alla prossima alla regata storica. Spacchiamo tutto. Campo di gara, sempre tante onde ci sono, è un massacro fare questa regata, tantissimo moto ondoso, però è andata abbastanza bene, dai. Avevamo un numero d'acqua non tanto bello, ma siamo riusciti a passare davanti a tutti e metterci primi. Temevamo di più un po' tutti perché tutti sono forti e quindi tutti bisogna temere. Vogliamo per divertirci, cerchiamo di far bene perché chi vince si diverte di più. Quante ore di allenamento? Poche, noi un'oretta al giorno, non di più, ma no in voga. No, vogare 2 volte a settimana, non di più. Però noi siamo un caso a parte, tutti gli altri vanno tutti i giorni. Noi no, perché... Pure avete vinto? Vabbè, un po' di fortuna, un po' di riposo giusto, ognuno ha il suo metodo. La regata del Redentore, una regata su gondole 2 remi, è uno spettacolo. Oggi poi abbiamo visto uno spettacolo nello spettacolo perché ben 4 imbarcazioni sono arrivate al photo finish, i 2 fratelli Colombi primo e secondo, poi in terza posizione Bertoldini, poi papà e figlio Vignotto. Una grande regata, una regata con una cornice di pubblico spettacolare. Effettivamente mi sono emozionato anch'io, sono un po' senza voce, però una grande regata. La regata del Redentore 2022 potete scriverla negli annali, è stata una delle regate più belle negli ultimi 10 anni. A questo punto, proprio perché non ce la faccio più, Paolo Levorato vi saluta e vi ringrazia. Io ci sono sempre, ci sono. Ciao da Paolo. Il Redentore, una tradizione che si ripete e che si rinnova, facendo battere il cuore a tutte le persone presenti, sia la loro prima o ennesima volta, perché il concetto di redenzione ha un significato universale. La felicità, la pace, il riscatto hanno un prezzo che non conosciamo.